Eccoci qua, 12 minuti, prima dell'ultima fascia, ancora Gol de Ponta dal terzo livello della Grande Mela su Radio Bella Monella, Radio Peter Pan. Vi ricordo ancora velocemente i nostri numeri, l'SMS 338 99 43070 e il numero fisso 0423 73 66 90. Adesso ci colleghiamo invece con quel di Valgatara perché è il momento della nostra Nella. Ciao carissima! Oui, allô, bonjour. Sì, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Excusez-moi, Sì. est pas possible Sì. parler consommer? No, Ah, no? no. Mais non? No, mi spiace, Mais me no. Oh. Oui. Ouais. Merci Va beaucoup. bene, Merci si figuri. beaucoup. Va bene. Merci beaucoup. Ho Ciao. capito. Salve. Vabbè, sentiamo la Nella se è finalmente al telefono. Nella, ci sei? Pronto? Ciao Nella, come stai? Abbastanza bene, grazie. Vi altri? Tanto buona domenica. Grazie, buona domenica a tutte quante vi altri, insomma. Sempre un piacere sentirti, insomma, sei Anche per me, sempre caro. in forma. Sei proprio come dire, non so, sei proprio come... Sì, Non saprei, cioè, che tu presente un punto di riferimento che quando che non te fa neanche che sia domenica. Ah, ho capito. Sei proprio come Giletti. Come Ecco, solo che, a parte che questa volta se non che sarei anche a me, perché non certo. è che però insomma, te sai che Sì. di domenica te giri canale da qualche parte peccati. Ho capito. Va bene, dai. Senti, Nella. Come Pippo Ubaldo per Sanremo. Pippo Baudo. Pippo Ubaldo. Certo, e lui certo. che sempre, Ho Rizzo capito. da Raffa che se non le presenta viene fuori le ormai Trento tutto. Esatto, adesso. Va bene? Allora, Ecco. sei contenta di sentirsi? Sì, come? Che ne so? Come Ecco. la fialetta al Carmes per la fugassa. Ah, Se non fantastico. te che la mette che manca che il gusto, mi Sì, spiego. ho capito, Ecco. Va bene. Ecco, sei poco... Grazie, Quindi Nella. mi fa sempre Sì. piacere. Insomma, dai, insomma, siamo presenti sempre nella tua domenica. Siccome un coreografo senza la Corea, per esempio. Sì, certo. Va bene. Senti Nella, cosa Senta, fai? caro. No, dico, oggi cosa fai di bello? Anche caro, questo tempo qua, Sì, tutto niente? che passa, andrò a fare un giro in città. Ah, in città, vai. Pensai che stesse a casa, ti era no. Come in città? Fare un giro in città. Ah, Vado a fare in i primi città. regaletti di Natale. Sì, ma senti un Lei po'. che non No. vuole andare via con la mia amica, ma ho perso Sì. l'agendina. Ah, ho capito. E allora? Perché ho avevo l'agendina quando la trovo mia. Ho capito. E tra l'altro, Sì. lei anche a peccare l'ha persa perché aveva un sacco di pagine bianche. Era. Ah, ho capito, potevi scrivere Perché ancora. i numeri e tutti sulla E. Ah, tutti sulla E? Tutti sulla E. E come mai sulla E? È il dottor, è la TAR, è l'elettricista, tutti sulla E metto. Sì, certo. Ma cazzo ben così te Ah, ho capito. È l'idraulico, Ah, e questo e quell'altro. Ah, ci sono anche i fratelli Ledri per caso? Bravo Garanca e Ledri. Tu capito? E il Ledri, ho capito. Messaggio promozionale. Andiamo a questa messaggio promozionale, ricordiamo i fratelli guarda. Ledri cosa offrono, dai, sentiamo. Guarda, a parte assistenza Sì. e tutto quanto, se te che è una roia con la caldaia, Sì. loro guarda, La lei risolvono. da per 30 anni, Però. da per 30 anni che è nel coso Nel settore, dell'idraulica, Bene. dei pianti del riscaldamento, del condizionamento, insomma, sono quindi bravi. gente che ha esperienza era. certo, sì. Non è che ti manda, No. non è che ti manda un butelletto e non ti stai più ziletto, capito? ho capito, ho E capito. che non sa mia cosa dove mettere le mani. Ah, ho capito, ho Quindi, capito. tanto l'esperienza. Dopo, Sì, dopo. se te che hai bisogno di una caldaia nuova, lo guarda. E che ha le caldaie di ultima generazione. Immagino, insomma. Perciò, Proprio insomma. guarda, che teleprogrammi, facilissimo teleprogrammi e soprattutto le te fa risparmiare. Sì. Perché è in classe doppia A, eccetera, Ah, eccetera, ci tu picchia. capito? Bene. Ok. Ecco. Allora, fratelli Ledri. www.ledri.it. Ok, su internet, Su indirizzo internet, ledri. attaccate il numero del telefono, tutto Certo, era. c'è tutte le informazioni. Bene. Ho visto la pubblicità quel del sborogato. Ah, l'hai vista in televisione? Mamma, Ti è che piaciuta? toco. Cazzo di- Saluto anche il Massimo il Fabio dei Castion Boys, era che qui sì. che ha fatto la canzonetta. Bravi Castion Boys. Sì, bravi. Saluto. Madonna. Bene, dopo salute Castion Boys, ma intanto con chi vai, scusa, allora, se non hai la tua amica che ti porta? Ci vai col Gino in macchina? Mi porterà lui, era. Ma per caso ci vai anche col tuo ospite?
Non so, siamo mia no. Califo, non siamo mia dal coso, il non siamo Califo. mia dal divano. Allora, il grande La Califo. cucina me la salì prima di Vianova, le cose no? Me la ho salì. capito. Bene, bene. E era torno per tardi, certo, perché certo. non vol mia parcheggiare. Ho capito. Dice che spende massa. Beh, insomma, si spende, in effetti si spende un pochino troppo. Hai avuto a parlare col Califo? Beh, insomma, dato che è tuo ospite, insomma, avere Califano qui al microfoni di Gol de Ponta, insomma, dai, insomma, qua. Sì. Oh, in esclusiva allora su Radio Bella Monella e Radio Peter Pan a Gol de Ponta. Ecco qua il Califo. Ciao Califo. Pronto, no, ciao, sono Sergio. Ma come Sergio? Ma cosa fai lì da Ranella, scusa? Sono passato un attimo di... Sì, no, ma... un'interferenza. Ah, un'interferenza. Ecco, niente, salutare tutti, ecco. Sì, mi ma ho avevi... dimenticato. Ah, ho non capito, me lo sarei perdonato. Va La bene. squadra mi ha ricordato che c'era da salutare. Ah, grazie, Prego, sei molto, ciao. sei squisito, grazie, sai? Prego, ciao, Grazie, ti ringraziamo, grazie. Allora, sentiamo invece se adesso c'è il Califo. Ci sei Califo? Pronto? Ehi, carissimo Franco, ciao. Ciao. Ti ricordi di noi? Sì. Oddio, vagamente però, No, siamo amici dell'Anella e siamo in diretta a Gol de Ponta. E che vuoi? No, dico, volevo salutarti, scusa. Grazie. No. Saluto a tutti, ascoltatori. Sì, grazie. No, volevamo sapere, siccome l'Anella oggi si reca in centro, in città, perché probabilmente comincerà a fare i suoi acquisti natalizi, no? Certo. A te, insomma, tu compri i regali per i tuoi cari? Scusa. Natale, tante cose, niente. regali, tu parli, Non ti interessa. Regalati, io mi regalo un cazzo. Ah, ho capito, so se... Sì, è come no. A Natale, a Natale, Sì. se becca l'influenza, mi spiego. Allora. Tutti a baciarsi, tutti a germi, Ho capito, no, niente, Natale, insomma. Sto a casa, faccio qualcosa così, Sì. un presente. Ho capito. Senti, ma ritorni a Roma, cioè dalle tue parti o resti lì dall'Anella per le feste natalizie? Non so un cazzo. No, dico, vabbè. Pure, Vabbè, comunque, no, perché ci... Non ho capito, se capisce niente. Vabbè. Appunto. Senti, Franco, sempre un piacere comunque averti al telefono, insomma, sei un grande personaggio, hai scritto delle grandi canzoni tra l'altro. Certo. Quindi insomma ricordiamo. Tutto il resto è noia. Senti che fantastico. No, non ho No. detto gioia, ma noia. Insomma, sei un grande. È una delle più belle canzoni della storia della musica italiana. È una poesia. Ma Ma, è una poesia messa in musica. ma insomma, ma quando me l'hai... Anche perché sentiamo. sei lì e dici cazzo vuoi, potrei fare questo, no? Eh. E il resto, Eh. tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Sei un grande, sei un grande, Franco, è sempre un piacere veramente sentirti. No, beh, no. Ad esempio, Dato che ti abbiamo qua, cosa, sì. ascoltami. No, dimmi. No, perché? Ieri sono andato al supermercato per fare spesa. Ah, sì. La spesa. Quant'è? Leggo scontrino, gli do i soldi. E ho detto, e mi fa, il resto, avevo lasciato lì, il resto, tutto il resto. È noia! No, non ho detto gioia! Ho capito, Franco. Fantastico. Che momenti che ci regali. L'anella, sì. Cara Anella, l'amica. Il giorno mi fa, dico, Nella, posso fermarmi a mangiare? E lei non mi dava bado, no? Ah, no? Dico, Nella, mi posso fermare a mangiare? E dico, che faccio? Resto? Tutto il resto è noia. Ho capito. Senti, Franco, dai, sempre un piacere sentirti. Speriamo di sentirti anche domenica prossima, va bene?
Vabbè. Già. Ok, salve Franco, salve. Nella, sentiamo se c'era Nella, è tornata al telefono. Pronto, ancora stiamo là fuori. ci ha raccontato questi squisiti momenti, insomma, di vita giornaliera di Franco Califano. Quando... così sarà un po' burbero, sì. un po' timido. Bene. È timido, Dubito, ma no, ma lei è dici? Fragile. Dici, fragile addirittura. Lei come i cracker, lei è friabile. Ho capito. Va bene Nella, dai. Senti, grazie per, insomma, dai, per essere sempre con noi al telefono. Ok, dai. Va bene. Allora, buoni acquisti per oggi. Un saluto, un bacione a tutti. Buoni acquisti per oggi, Buona domenica vi altri. Ciao, buona domenica. Ciao.